Una sensazione molto positiva sta iniziando a diffondersi nei retroscena del Napoli. E arriva in un momento decisivo della stagione. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale. Di quelli che accendono l'entusiasmo della tifoseria e rafforzano la fiducia nel lavoro che si sta portando avanti. Il tema di oggi riguarda l'evoluzione tattica. Le scelte azzeccate di Antonio Conte e una coppia offensiva che sta attirando sempre più attenzione. Quindi lascia subito un like e iscriviti al canale. Perché il Napoli arriva alla Supercoppa con motivi concreti per credere. Forse addirittura con due ottime notizie all'orizzonte. Lunedì prossimo il Napoli scenderà in campo per disputare la Supercoppa italiana contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Squadra che ha sorpreso tutti eliminando l'Inter. Un confronto duro, impegnativo, ma che trova i partenopei in un momento di chiara crescita collettiva. Conte, ancora una volta, dimostra la sua qualità principale. La lettura del contesto e la capacità di adattarsi. L'allenatore aveva iniziato la stagione mantenendo il 4-3-3. Sistema che aveva fatto da base alla cavalcata verso lo scudetto dell'anno precedente. Tuttavia, dopo la sconfitta proprio contro il Bologna in campionato, Conte ha deciso di cambiare. La squadra è passata al 3-4-3 e la risposta è stata immediata. Il Napoli ha infilato 5 vittorie consecutive, sommando impegni di campionato, Champions League e Coppa Italia. Prima di alcuni passi falsi contro Benfica e Udinese. In Supercoppa, però, Conte è andato oltre. Il tecnico ha nuovamente sistemato la scacchiera e ha presentato un 3-5-1-1 estremamente funzionale. Il ritorno di Stanislav Lobotka ha dato equilibrio al centrocampo. Giovanni Di Lorenzo è stato inserito nella linea a 3 di difesa e l'ingresso di Elgi Felmas tra i titolari ha riorganizzato il reparto offensivo. Questa mossa ha permesso a Matteo Politano di agire largo a destra, liberando David Neres per avvicinarsi maggiormente a Rasmus Djlund. Ed è proprio qui che arriva la grande notizia. Djlund e Neres stanno formando una coppia fantastica. L'intesa tra i due cresce partita dopo partita, con movimenti complementari, aggressività offensiva e una lettura intelligente degli spazi. Djlund offre forza, presenza fisica e profondità, mentre Neres porta creatività, accelerazione e imprevedibilità. Conte vede in questa coppia un potenziale enorme, non solo per la Supercoppa, ma per il resto della stagione. Nei corridoi del club il clima è di ottimismo. L'allenatore sa che ci sono ancora dettagli da sistemare, ma vede un Napoli sempre più versatile, capace di alternare i sistemi senza perdere identità. Ed è proprio questa flessibilità che potrebbe portare ulteriori buone notizie nei prossimi giorni, sia sul fronte dei recuperi fisici importanti sia con nuove soluzioni tattiche ormai consolidate. Ora vogliamo sapere la vostra, tifosi del Napoli. Questa coppia Djlund-Neres può essere il vero fattore decisivo nelle partite che contano? Conte ha azzeccato i cambi tattici? Scrivete la vostra opinione nei commenti ed entrate nel dibattito con la tifoseria azzurra. E se volete sostenere ancora di più il canale per continuare a portarvi analisi approfondite e retroscena esclusivi, valutate l'idea di inviare un Super Thanks, è un supporto fondamentale per il nostro lavoro.